Siamo al comune di Porto Empedocle, era stato annunciato un consiglio comunale straordinario per via della crisi dei mancati stipendi ai lavoratori. Ricordiamo che i lavoratori del comune di Porto Empedocle non ricevono gli stipendi dal mese di ottobre, novembre, dicembre e quindi la 13ª, quindi siamo già a 4 mesi. Vorrei anche ricordare l'assemblea permanente che i lavoratori hanno effettuato la settimana scorsa e nonché la riunione in prefettura per cercare di salvare almeno 2 mesi con le 13ª in vista anche degli incassi che si faranno con l'IMU. Siamo qui con 2 consiglieri comunali, chiediamo come mai il consiglio comunale straordinario è saltato o sarà rinviato. No, è stato rinviato a mercoledì pomeriggio, non è assolutamente saltato perché c'era anche tra l'altro anche il numero legale. Abbiamo deciso di rinviarlo vista la mancanza degli impiegati comunali perché non possono assentarsi dal loro posto di lavoro e abbiamo deciso di rinviarlo a mercoledì, che già è in programma un consiglio comunale e quindi di conseguenza permetteremo anche a loro di essere presenti. Io volevo aggiungere che insieme anche alla consigliera Di Manuela abbiamo fatto un comunicato stampa proprio l'altro ieri dicendo al sindaco, condividendo diciamo, l'appello che ha fatto lei alla deputazione regionale, ma invitandola a farsi capo e a farsi portavoce col governo nazionale ad oggi del Movimento 5 Stelle, che prenda al cuore la questione di Porto Empedocle, perché ad oggi Porto Empedocle è stata solamente usata per bacino di voti dal Movimento 5 Stelle. Adesso ha bisogno di un aiuto, una mano d'aiuto forte e credo che Di Maio, Di Battista, chi in campagna elettorale è venuto qui è giusto che ci mette la faccia. Ribadisco quello che ha detto il mio collega Todaro. Noi abbiamo colto l'appello del sindaco per fare un appello alle deputazioni regionali, ma l'abbiamo diciamo, rispedito al mittente facendo capo al governo nazionale. Quale migliore occasione, visto che abbiamo un'amministrazione che fa capo a Roma? Di passerelle non ne abbiamo più bisogno, di pasticcini e selfie Porto Empedocle ne ha bisogno di sostanza, ha bisogno di concretezza. Non abbiamo bisogno di stelle, ma tenere ben saldi i piedi alla realtà. Evidentemente ci sono cose che non può risolvere il singolo sindaco, infatti abbiamo visto che in questi giorni che c'è stata l'approvazione della legge di variazione del bilancio 2018 che si sono battuti come leoni i vari deputati per cercare di dare una risposta alle esigenze dei comuni siciliani e degli impiegati dei comuni siciliani, non solo di Porto Empedocle, perché evidentemente la difficoltà sta diventando strutturale ed un problema di congiuntura siciliana globale. Naturalmente poi in questa situazione è ingiusto che si pensi a una città piuttosto che a un'altra, perché i dipendenti sono tutti uguali, siano essi catanesi o di Porto Empedocle o di Giarre o di un altro comune in difficoltà. L'emendamento che favoriva, cioè che distribuiva in modo equo le risorse, è stato votato da 31 su 32, cioè per un voto non è passato, però ieri sera hanno votato un altro emendamento che consente quantomeno un minimo ristoro, perché hanno previsto, a fronte dei 10 milioni previsti fra Siracusa e Catania per loro solo, 3 milioni di euro circa per i comuni siciliani che hanno difficoltà nelle retribuzioni. Dopo la protesta di qualche giorno fa si è arrivati a qualche cosa? Ma la protesta intanto non è una protesta, perché abbiamo voluto chiarire alcune cose che a noi insomma obiettivamente sono sotto gli occhi di tutti. Ho chiarito anche parte del manifesto di cui parlerà domani o domenica la sindaca, dove ci sono delle inesattezze o quantomeno delle cattive informazioni. Comunque qui parla, ha il diritto di dire cosa vuole, può essere che sia nel torto io, non lo so, la gente giudica. Per quanto riguarda la manifestazione, che è riuscitissima perché è difficile portare le persone in piazza, noi non siamo sindacato, non siamo partiti politici, non siamo movimento, con un click abbiamo portato 250 persone in piazza perché la gente è stanca. Il nostro compito è quello di dire, denunciare, ma per collaborare, per cercare che qualcuno senta, invece tutto viene recepito come una provocazione, il gioco, gli insulti e quant'altro che a noi ci scivolano sulle spalle. Abbiamo già presentato una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale aperto al dibattito dei cittadini, perché è giusto che i consiglieri comunali interloquiscano con i cittadini, perché direttamente con loro vogliamo parlare, dato che dai cittadini loro sono stati eletti.